Eccoci, buongiorno a tutti e a tutte soprattutto. Do anzitutto il benvenuto alla professoressa Rossana De Beni, con la quale ci diamo del tu, quindi non spaventatevi. Questo, come sapete, è il nostro terzo appuntamento che vogliono essere delle tappe di avvicinamento verso gli stati generali della terza età, che da oggi è ufficiale, si terranno il 9 ottobre a Vicenza, in un luogo prestigiosissimo perché sarà la Basilica Palladiana e dove potrete anche rincontrare la professoressa De Beni. Allora, professoressa, una confidenza, perché grazie a lei, quando vado a fare qualche convegno, faccio un figurone, perché questa parola ageismo la chiedo sempre ai partecipanti, dico, cosa vuol dire ageismo? E lì c'è un po' di gente che annuisce, ma la stragrande maggioranza prende il telefonino e probabilmente va a guardare cosa vuol dire. Allora, una breve introduzione della professoressa De Beni, che è il presidente della Società Italiana di Psicologia dell'Invecchiamento, e quindi credo che pochi come lei sapranno darci delle informazioni. Passami il termine, Rosanna, perché uso proprio questa parola non a caso, informazioni e un approfondimento culturale da chi ha una visione diversa dal qualunquismo che oggi incontriamo. E partirei proprio da questo termine, l'ageismo, e mi viene semplice, pratico chiederti cos'è l'ageismo. Grazie Roberto, grazie per questo invito, per l'argomento e per quello che hai detto prima. Certo, è giusto, è bruttissimo, perché dobbiamo usare un'italianizzazione di un termine inglese, no? L'ageismo è il pregiudizio nei confronti dell'età, quindi l'età age è un ismo, gli ismi sono sempre un po' pericolosi, ma il fatto che in italiano non ci sia una parola la dice lunga, la dice lunga di come sia sotterraneo questo pericolo. L'agismo, dicevo, è pregiudizio e stereotipi nei confronti dell'età e è un termine inglese pensato da Robert Buckley, ma è un termine che descrive, dicevo, questo fenomeno così pericoloso perché adesso che siamo tanti che diventiamo vecchi e diventiamo vecchi tutti insieme, diciamo il grosso boom è quello del baby boom, quelli nati dopo la guerra, quelli che già in maniera un po' di insulto, un po' di offesa vengono chiamati i boomers, no? Anche lì è un'altra parola. E tutte queste persone che costituiscono l'invecchiamento di queste persone, che costituisce la prima volta nella storia dell'uomo che è così massiccia, così diffusa, così allungata, e deve essere una longevità, devono essere anni che servono all'individuo, ma che servono alla società. Non devono essere un peso, non devono essere una disgrazia. E allora, se invece c'è questa forma di preclusione, questa esclusione, questa visione negativa, allora siamo un po' nei guai. Allora, detto questo, che ormai lo abbiamo capito tutti che c'è questo forte pregiudizio nei confronti della popolazione anziana, fosse altro che arriviamo a un appuntamento certo, perché ce lo diceva la statistica, ce lo diceva l'Istat, ce lo dicevano tutti, sembra quasi che ci siamo svegliati adesso e dire, oh per Bacco, stanno invecchiando i boomer e non stanno nascendo i bambini. Bastava guardare i grafici che l'Istat produce abbondantemente, vorrei dire quasi ogni settimana, sapevamo che l'appuntamento con questa configurazione della popolazione lo avremmo avuto, e sappiamo anche
cosa succederà da qui al 2050, dove gli ultraottantenni da 4 milioni a 8 in questo paese passeranno a poco meno di 8 milioni. Come dicevi tu, i boomer, una generazione peraltro di anziani che saranno soli. Io oggi sorrido quando sento parlare della legge sui caregiver, che è una cosa molto bella. Cominciamo a dobbiamo anche pensare che però chi invecchierà non avrà neanche questa fortuna di avere il caregiver, altro termine inglese, perché noi probabilmente quando vogliamo occultare le responsabilità parliamo un'altra lingua. Detto proprio così. questo, ciascuno di noi però ha l'opportunità, secondo me, per contrastare questa forma di pregiudizio. E chiedo a una grande professionista come te, ognuno di noi, ognuno di coloro che ci sta ascoltando, cosa può fare per combattere questo pregiudizio? Perché noi in questo momento stiamo combattendo due battaglie. Una battaglia rispetto al dato anagrafico, alla statistica, ma l'altra grande battaglia è che non riusciamo a trasmettere nessun di questi problemi e quantomeno, come dicevi tu prima, i grandi valori che l'invecchiare porta in seno. Sì, hai toccato proprio. Allora, se noi guardiamo i dati della scienza, che cosa ci dice la ricerca scientifica? Ci dice che invecchiamo tutti in modo diverso, perché che l'invecchiamento è un processo molto complesso, anche con aspetti che cambiano all'interno di me, di te, di ogni persona. Abbiamo un nostro invecchiamento, anche in ognuno di noi alcuni aspetti che sono magari i suoi talenti, i suoi punti forti, restano più solidi, altri invece si deteriorano di più. Quindi ognuno di noi diventa il prototipo di se stesso, invecchiando, perché le scelte che facciamo dipendono un po' dal nostro temperamento, dipendono poi dalla nostra storia e questa è la realtà che la scienza ci dimostra. E quindi molti con invecchiamento di successo, molti con invecchiamento attivo, molti con invecchiamento in salute e alcuni con invecchiamento patologico. D'accordo, all'aumentare dell'età aumentano anche le malattie e la sovrapposizione di queste, però c'è una popolazione sarà sempre una minoranza, quindi se aumentano i grandi numeri dell'invecchiamento, avremo però anche grandi numeri di invecchiamento, certo patologico, certo fragile, ma anche grandissimi numeri più grandi di invecchiamento sano. Cosa ci dice invece lo stereotipo? Ci dice che il vecchio è da buttare via, è lento, è malato, è fragile, è poco produttivo, è brontolone, è rigido, non può più apprendere. Cose che la scienza assolutamente cancella, anzi, si parla di riserva cognitiva, quindi del fatto che la nostra mente possa sempre imparare, questo è già stato appreso, ma anche che quello che impariamo e la disponibilità che abbiamo a nuove competenze, a nuove acquisizioni, sono un tesoretto che ci salva e anche protettore nei confronti della demenza. 5 anni si stima di autonomia anche con la malattia conclamata. Ci sono tantissimi risultati che valorizzano l'invecchiamento, valorizzano la vecchiaia. E poi noi abbiamo tutti i nostri, diciamo, patrimonio di valori che ci dicono che cosa è la vecchiaia. Se prevale un pregiudizio, se prevale una discriminazione, se prevale questa idea dello tsunami che saremo tutti vecchi malati, peseremo sulle spalle dei giovani, allora abbiamo un danno molto grande che è un danno personale, patiremo molto di tutto questo, e un danno sociale e un danno economico. Allora tu mi dici, ma cosa possiamo fare? È dura, sai, perché invecchiando è vero che alcuni aspetti si rafforzano, ad esempio l'aspetto emotivo diviene più forte in tutti,
c'è una certa resilienza, c'è una certa tendenza a prendere le cose, a non arrabbiarsi più tanto, ad avere una gerarchia di valori. Quello che si diceva una volta il vecchio saggio, e questo anche la scienza lo dimostra. Però c'è una maggior fragilità cognitiva, cioè abbiamo meno capacità di tenere le cose assieme. In realtà siamo più lenti cognitivamente, come siamo un po' più lenti anche nel motorio. Anche qui ci sono differenze individuali, ma questa è una tendenza che c'è. Allora, questi due aspetti fanno sì che noi, come io come vecchia, tu sei ancora molto giovane, e no, no, ma vedi, Tra ma un anno, eh, manca un anno. ecco, ma il sentirsi bene, il sentirsi giovani, l'essere attivi, tutto questo aiutano molto. Tu dici manca un anno alla pensione, immagino. Se No, la ai pensione 65, ai 65. Sai che sì, quella soglia famosa sì, che a la 65 soglia famosa, non ce l'è più per ma nessuno. perché era la soglia della pensione e quindi indicava un grossissimo cambiamento. Se noi adesso vedessimo i dati, sappiamo che il 65enne di oggi è pari al 55enne della di età precedente, quindi non mai 54 anni, stai benissimo, non c'è, anche perché poi la vita si è molto allungata, quindi da un lato per una serie di motivi ambientali, di alimentazione, di livello culturale, dimostriamo meno anni della nostra vita, dimostriamo meno invecchiamento rispetto alle corti precedenti e dall'altro la vita si allunga. Quindi abbiamo questo fatto di tanti anni davanti. Finché il dottor Volpe è così bello, gagliardo, vispo, attivissimo, pieno di attività, e tutto bene. E tutti lo vedono così e lui si vede e noi ci vediamo così. Lo stereotipo, il grave, il pregiudizio è che gli altri incominciano a vederti, sai, come se avessi sulla fronte best before, scusa l'inglese, data di scadenza, no? E dice, ci scade la prof, c'è scaduta la prof. Allora, se la prof prima faceva una dimenticanza, è poveretta con tutte le cose che ha da fare, certo le è passato di mente. Se invece dopo la data di scadenza dice, oddio, incomincia a perdersi, non ci sta più, allora c'è uno sguardo anche benevolo, può essere anche di protezione, di riparo, e la persona vede gli sguardi degli altri e li fa propri. Cosa volevo dirti con questo? Che lo stereotipo è molto forte. Se gli altri intorno a noi ci danno questa immagine, noi come esseri umani siamo molto sensibili a questo aspetto. Adesso si studiano tantissimo le visioni dell'invecchiamento. Noi siamo anche parte di come gli altri ci vedono. E adesso questo fenomeno è nuovo, noi dobbiamo diventare nuovi vecchi, dando il valore alla vecchiaia. Non possiamo mica pensare che peseremo sulle spalle dei giovani e dei nipoti. Ed in questo allora ti dico, quello che tu mi dicevi, sì, ci sono delle risorse. Le risorse personali sono innanzitutto diventare consapevoli che c'è questo pregiudizio negli altri e anche in noi stessi. Non mi sono ricordata quella cosa, non è perché sono diventata vecchia, è che non ho fatto abbastanza per ricordarla. Adesso mi metto d'impegno e uso l'agenda, non è che posso pensare che è vero, si può avere un declino di alcuni aspetti, ma da lì alla mancanza di autonomia, alla mancanza di utilità nella società, ne corre molto. Questo dal punto di vista personale, quindi consapevolezza del fatto che a volte anche noi la usiamo, noi vecchi, la usiamo come scusa. Eh sì, non chiederlo a me perché io sono vecchio, non chiederlo a me perché. E questo è una scusa che, di quelle vie facili che portano subito all'inferno. Le Sì, ma conoscenze, le conoscenze e mm, la condivisione, fare una cultura, fare quello che stiamo facendo oggi qui. ecco, Dal no, punto di vista sociale,
il patto intergenerazionale, ma di questo possiamo parlare più con calma. Allora, hai fatto una rappresentazione perfetta e capiamo che questo è un macigno che non è facile né spostare né demolire, perché questo è la sedimentazione di decenni di pregiudizio nei confronti delle persone anziane. Oggi questo pregiudizio è accelerato dai numeri. Prima il pregiudizio era su una corte di popolazione che era quella che sappiamo, oggi è di fronte, non è più una corte, è una città quella su cui rischia di generarsi il pregiudizio. Prima tu hai fatto un passaggio interessante che magari ti chiedo di sottolineare brevemente, l'impatto sociale ed economico che può generare questo subire l'ageismo in termini politici e culturali. Sì. Tante persone vecchie, tante persone competenti, tante persone con risorse che vengono appunto timbrate scaduto. Pensa alla quantità di risorse che perde un paese. Mm. Pensa alla quantità di opportunità, non solo, ma questo pregiudizio che è di esclusione, che tu sei lento, sei obsoleto, non sei più in grado, non sei più capace, fatti da parte, hai delle idee chiuse, non sei più capace di imparare, adesso siamo anche, occupi spazio, occupi un posto, togliti dai piedi che mm, scompari, vai via, non disturbare, ecco, viene introiettato dalla persona. Difatti, la paura dei vecchi che cos'è? Di essere di peso ai figli, di non essere più autonomi, di aver bisogno quindi di andare ad intaccare le risorse. È un pregiudizio come vecchissimo che per loro non c'è, per noi vecchi non c'è vita e quindi perché investire? Invece possiamo essere vivi fino alla fine, ecco, questo è l'auspicio che la morte ci trovi vivi, ecco, vivere fino in fondo. Cosa toglie alla società? Toglie tantissimo, toglie tutti questi aspetti, non solo, un aspetto molto psicologico che vorrei evidenziare qui con te. I vecchi introiettano questa visione. Cioè, non è che puntano i piedi che fanno i ribelli, pochi matti. Gli altri si adeguano a questa visione, pensano che non possono, non devono, non devono. Pensa che una volta, adesso pian piano sta cambiando, ma non ci si deve stancare, no? L'idea era che l'invecchiamento doveva essere un riposo per tirare avanti il più possibile con le poche risorse che si hanno. No, no, questo è assolutamente sbagliato perché pensando di noi stessi questo, il vecchio che cosa fa? Si ritira, non si impegna più, non è più, non sta più nelle cose, e dalle varie vicende, siccome vede che fa fatica e che la fatica, magari che fa degli errori, sì, ma che imputa questi errori, queste mancanze non al fatto che magari si è ritirato, che ci ha messo meno impegno, meno elan vital, meno attenzione, ma invece lo imputa al fatto che è vecchio, quindi non devo fare queste cose, devo ritirarmi. Allora aumenta la disabilità, aumenta il deficit, aumentano le malattie. Invece di occuparmi delle mie cose, mi ripiego su me stessa, per carità, dico sempre cioè, con armonia, ma è importante occuparsi della propria salute, però pensare solo a quello e occupare le sale d'aspetto dei nostri medici di base, anche no, perché questo non è possibile e ci vuole un continuo vivere, un vivere trovando significato, un vivere pensando che siamo una comunità interrelata e che tutti hanno bisogno di tutti e che se abbiamo meno impegni lavorativi possiamo più di essere d'aiuto
alle persone che ci sono vicine, ma anche alla società più in generale. Si sa che il volontariato, le attività, ma anche proprio una società che è intergenerazionale, fatta dei diversi livelli. Altrimenti i costi sono costi assistenziali. Io vorrei che si passasse dalla logica assistenziale alla logica partecipativa. Rossana, ascolta, prima non ti ho detto, non ho fatto un inciso, che hai un nome che è talmente affascinante per me perché io ero un mangiatore delle Rossana, ti ricordi? È impossibile dimenticarmi, no, a parte la battuta. Adesso però vorrei dedicare un attimo anche al mondo delle strutture per anziani. Allora, rispetto a quello che abbiamo detto, noi all'interno delle strutture per anziani abbiamo una popolazione che per condizioni di salute, per una parte anche condizione sociale, per magari difficoltà anche di rapporti, è l'esempio di colui che entra rassegnato all'ageismo, rassegnato perché se chi è fuori le attività, l'invecchiamento attivo, la popolazione che entra da noi ha veramente la A sulla fronte e fai fatica con anziani che hanno un'età media sopra gli 80, ormai tra gli 83 e gli 85 anni, fargli cambiare idea laddove è possibile, perché sai le condizioni. Quindi, se tu dovessi dire qualcosa a chi assiste questa popolazione rassegnata ad essere anziani, quindi immagina di rivolgerti agli operatori, agli infermieri, a chi fa attività di coordinamento, ai direttori, anche agli amministratori. Cosa diresti dentro a questo paniere di contenuti che hai trattato molto bene dentro l'ageismo? Perché lì è una popolazione che è, ti ripeto e ti sottolineo, probabilmente condannata all'ageismo, ma perché loro per primi vedono questo laddove riescono. Poi le pluripatologie, lo sappiamo chi è la popolazione, però prendiamolo con rispetto di quell'età. Chiaro, c'è chi capisce di più, chi capisce di meno, chi fortunatamente malattie degenerative per cui vive un'altra vita. Però è popolazione rassegnata all'essere Certo. vecchia e la vecchiaia li ha portati a dover vivere in una casa che sicuramente è In loro. quello che si teme di più, la mancanza di autonomia, di essere Esatto. accuditi, di essere accolti. E io sento anche degli anziani che hanno fatto questa scelta, che dicono sì, è vero, però che bello, come sono sorridenti, come mi trattano bene. È vero, ho rinunciato a certe cose, però ne ho molte altre. E mi rivolgo. Io ho un'immagine di te nella vostra bellissima struttura che facevamo questo discorso proprio sull'ageismo e tu mi parlavi di due tue operatrici molto brave. Io me le immaginavo solari perché tu parlandomene avevi un sorriso bellissimo, mi dicevi ma guarda, due belle ragazze così brave, così gentili, generose, mi dicevi come portavano questa loro assistenza a questi anziani così infragiliti, eh, così non facili, perché è vero, non è facile confrontarsi con la vecchiaia, con la malattia, con i limiti, con la morte, è un lavoro durissimo. E tu mi parlavi di queste due ragazze, di quanto eri contento che gli avevi proposto modalità di lavoro più, pur di averle, che ti avevano lasciato il loro lavoro perché il sabato sera, uscendo con i ragazzi, con la loro compagnia, non potevano accettare di essere quelle che non facevano un lavoro così che l'ageismo bollava in maniera così forte. È vero questo? Certo, Ecco, allora, cosa diciamo a queste persone così brave che sanno, perché sanno quando hanno un reale rapporto con gli anziani, quando non hanno paura, quando li incontrano, sanno che cosa gli danno tutti quei vecchi, che quando entri in reparto magari
che hai avuto già una mattina lunga di disgrazie, di inconvenienti, quelli ti guardano e capiscono e ti dicono ciao, ma oggi non stai tanto bene e ti danno il loro affetto, che è il lavoro più importante che c'è, che quello che portano a casa. Lo stipendio è vero, è sempre è inadeguato alle condizioni quelle ci si deve pensare a che i lavori che contano, che sono molti, abbiano una remunerazione adeguata. Ma che se sono lì presenti, se non sono invece lì col corpo, col minutaggio, con le cose da fare e via, se hanno il coraggio, ci vuole coraggio di essere lì presenti, imparano una quantità di cose sulla vita, fanno un lavoro di un significato enorme. Pensare che rendono la vita, gli ultimi anni delle persone sopportabili, possono essere anche gioiose in certi momenti, ci può essere uno scambio di sentimenti. Qual è che ce ne sono tanti di lavori importanti, io sempre penso all'insegnante, ma pensa al lavoro che cambia la qualità della vita di esseri umani, che importanza e che pregnanza ha. È coperto, è svalorizzato anche economicamente da una visione sbagliata. Se i vecchi contano poco o niente, allora anche quelli che si occupano di chi conta poco o niente, conta poco o niente. Mm? Guarda che è soltanto una questione culturale. Guardiamo la questione dei bambini. I bambini adesso costano tantissimo, contano tantissimo, sono gioielli. Chi si occupa dei bambini bambini, non ce ne sono, ma ai i nostri nonni non consideravano i bambini con quel valore, con quella modalità che c'è adesso, anzi, se potevano tenerseli distante e incominciare a frequentarli quando dicevano che erano personcine umane, prima non venivano neanche considerate tali, se lo facevano volentieri. Quindi tutto sta nella mentalità. È vero, tu mi dici, i vecchi che sono da me, i vecchi che sono nelle residenze, sono vecchi molto infragiliti, sono vecchi che possono anche avere demenza, ma io ti faccio una domanda, tu che li vedi e li conosci, vedi l'umanità in loro anche dietro la demenza, dietro le malattie? Io guarda, ho imparato una cosa, che quando chi lavora con loro è gratificato, comunque sta bene, loro stanno meglio. E quando loro stanno meglio, anche chi lavora con loro sta meglio. Esatto. Ed è un concetto Sì. un po' difficile da far passare, però tu sei riuscita a raccontarci dentro a questa parola quante cose ci sono, perché alla fine non è una definizione di Wikipedia, del termine ageismo. È un contenitore talmente grande dove possiamo. Eh. Mancano 2 minuti, Rossana, però volevo farti un'ultima domanda. Prima mi rivolgo a chi ci ascolta. Oggi è uscito nelle librerie l'ultimo libro scritto da Rosanna, che è Vivere a lungo e vivere bene, che vuol dire, credo, il massimo di quello che uno fa. In un minuto, perché hai scritto questo libro che lo trovate in tutte le librerie? Ve lo ricordo, Vivere a lungo e vivere bene, non so se si vede la copertina, comunque eccola qui. E perché lo hai scritto e in pochi secondi dirmi qual è la cosa all'interno del libro che ti è piaciuta di più scrivere. Abbiamo un minuto. L'ho scritto perché queste cose non voglio che vengano dimenticate, e sono importanti, lo dici tu, no? È un benessere, è uno star bene che genera Circolare. benessere circolare e viceversa è un malessere che ci coinvolge, ci trascina giù. Allora perché star male se si può star bene? E allora l'idea di passare da vecchia professoressa che per 40 anni ha studiato queste cose, le cose che sapeva sperando in maniera non troppo noiosa, non troppo pesante.
e mettendoci anche assieme il fatto che adesso io queste cose le sperimento come persona e quindi volevo parlare agli operatori, a quelli che si occupano di invecchiamento, ai vecchi stessi, se hanno voglia di mettersi in gioco e di trovare dei modi per vivere bene, perché questo che hai detto adesso, questo circolo, che è l'intergenerazionalità, che era l'ultimo argomento che volevo parlare, di cui volevo parlare. Noi vecchi dobbiamo valorizzare i giovani e i giovani devono valorizzare i vecchi. Solo in questo cerchio noi sosteniamo i giovani e i giovani possono sentire continuità, avere fiducia in un futuro. Questo è il senso di quello che voglio dire nel libro. Grazie, come sempre è stato un piacere, ma ricordatevi che l'invito a voi è di esserci il 9 ottobre a Vicenza, alla terza edizione degli Stati Generali, dove lì potrete ascoltare nuovamente la professoressa De Beni, che credo sia uno dei pochi che è presente agli Stati Generali fin dalla prima edizione. Quindi vedi che abbiamo sicuramente imparato e abbiamo da imparare molto. Io Rossana ti ringrazio, noi ci incrociamo ogni tanto in qualche occasione, quindi il mio è un arrivederci a molto prima del 9 di ottobre. E, ecco, informo che andremo avanti, come ho detto prima, fino a giugno, vi daremo notizie di altri appuntamenti come questo e riprenderemo poi anche dopo settembre in queste tappe di avvicinamento. Ci saranno anche altri intervistatori, per fortuna, perché non è il mio mestiere, lo faccio anche sicuramente molto male.